Ci sono casi e casi, quindi per questo io dico noi stiamo raccogliendo tutti i singoli casi, perché allora intanto c'è il discorso della banca, la cosiddetta banca OMI, che è il valore insomma che un appartamento ha, anche se è un appartamento di carattere sociale. Sicuramente se parliamo di Venezia sappiamo che insomma il valore è un valore molto importante. Stanno per partire ben 8.000 lettere ai veneziani che vivono nelle case ATER e ben 5.000 ad altrettanti inquilini veneziani occupanti le case comunali. Nel contenuto si legge come si deve ricalcolare l'ISEE per effetto della nuova legge regionale che in alcuni casi vede un aumento del canone d'affitto fino al 300%. Questo nuovo sistema di calcolo regionale tiene conto di diversi fattori, quali il reddito, la metratura, l'ampiezza, la posizione e i cosiddetti valori OMI, quelli dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Registra i valori delle vendite e degli affitti intorno al quartiere di residenza, indicatori che portano ad aumentare i canoni d'affitto, specie nelle grandi città come Venezia, dove c'è un maggiore valore immobiliare e dove di conseguenza, per effetto della citata legge, vengono penalizzati gli stessi residenti occupanti le case popolari. Poi ci sono casi in cui noi abbiamo visto che ci sono persone anziane sole che hanno metrature importanti, quindi più la metratura è importante ed è grande, chiaramente più aumenta l'affitto. In quei casi c'è il possibile ricorso alla mobilità, nel senso di assegnare un appartamentino più piccolo dove chiaramente l'incidenza anche della metratura è inferiore. E quindi anche questa insomma è una di quelle questioni che le ATER stanno cercando di analizzare e stanno cercando anche di offrire eventualmente queste possibilità che allora andrebbero a incidere ad abbassare quello che può essere il canone maggiorato. Sì, per quanto attiene ai correttivi, assessore, qual è la tempistica? Ma allora noi stiamo raccogliendo, io penso che nell'arco di un paio di mesi riusciremo effettivamente, perché in alcuni casi dobbiamo andare in modifica normativa, quindi con un passaggio regionale.